Buongiorno agli ascoltatori di Radio Padania da Renata Galanti. Questa trasmissione, come avete sentito, si chiama Sportello Famiglia. Quindi parliamo di che cosa? Del convegno che si è svolto sabato 17 alle ore 15 presso l'Auditorium Testori in piazza Città della Lombardia, insomma in Regione. E una delle persone a cui abbiamo il piacere di dare il benvenuto è Massimiliano Romeo. Ciao carissimo. Ciao. Allora, ciao Renata, un saluto a tutti gli ascoltatori. E mentre fuori c'era la fila, i soliti 4 pirla, come li ha chiamati Maroni, ha fatto benissimo. C'era anche qualcuno che contestava perché la famiglia non va più di moda, o almeno la famiglia come la intendiamo le persone normali. D'altra parte, come recita anche la Costituzione, visto che questi strani personaggi si appellano alla Costituzione. Allora, a te il commento. Ma intanto è stato un successone. Tu parlavi della sala dell'Auditorium Testori che tiene 400 posti, ma poi c'era in collegamento un'altra sala con il collegamento ovviamente video di 500 posti, quindi sono già 900 e più 200-300 persone fuori. Quindi più di 1 migliaio di persone a un convegno sulla famiglia. Direi che è stato un grande successone. Si è parlato di famiglia, c'erano dei relatori molto bravi. Non tutti, diciamo c'era anche Adinolfi, che insomma ex parlamentare del PD, oggi direttore del quotidiano La Croce, quindi insomma c'era rappresentata anche una parte, sicuramente non è un uomo di destra, è sempre stato insomma un uomo di sinistra come ama definirsi lui, ma quindi c'erano tutte le parti politiche ben rappresentate e si è fatto di tutto per parlare di famiglia, di quanto sia importante la famiglia, di quanto sia importante ritrovare il senso della famiglia per ritrovare il senso della comunità. E noi della Lega siamo molto affezionati al senso della comunità. Certo. Il senso della comunità, hai voglia a parlare di autonomia, di autogoverno. Sai, oggi c'è questo sfrenato individualismo che insomma pone soprattutto in rilevanza quelli che sono i diritti dell'individuo, anziché che fa parte della famiglia, anziché del diritto e il dovere e la responsabilità della famiglia stessa. Si sono parlate di queste cose, non si è parlato di gay, non si è parlato di omofobia, di tutte quelle palle che hanno raccontato questi mistificatori e falsificatori in alcuni quotidiani e naturalmente alcune associazioni, alcuni partiti. Però noi se no andiamo avanti, è stato un successone, infatti sono incazzati neri, sono arrabbiati. La cosa più bella è che sono incazzati. No, sono incazzati perché è stato un successone, loro erano lì con le bandiere della pace, lì. Ma cosa c'è? Della pace, poverini. Ecco, poverini. Vabbè. Proprio. Allora, però, appunto, si è letto anche, si sono letti dei dati molto inquietanti. La Banca Mondiale, e questo l'ha detto il sociologo Introvigne, ha detto che ci informa che le famiglie italiane hanno pagato in media negli ultimi 5 anni al fisco il 67% del loro reddito. È il fisco più vorace del mondo. Allora, come si può aiutare la famiglia se il fisco la massacra? Bisogna fare quello che dice Salvini, la flat tax, la tassa giusta per cercare di ridurre fortemente la pressione fiscale nei confronti delle famiglie, che sono quelle che in questo momento sono tartassate, e dall'altra parte ci vogliono politiche che vadano in sostegno alla famiglia stessa, perché io ho citato il fatto che del 27% circa in media del PIL che viene destinato alle spese sociali, solo il 2,1 è destinato a politiche per la famiglia, quindi il governo nazionale non fa nulla, mentre noi in Regione Lombardia abbiamo fatto numerosi provvedimenti che vanno proprio in questa direzione. Insomma, noi, mamma e papà, per noi si chiamano ancora così, li aiutiamo anche quando purtroppo sono separati, questo tanto per citare uno dei tantissimi provvedimenti, ma anche il sostegno ad anziani, minori, disabili, che una certa cultura dominante vorrebbe magari anche eliminare perché costano troppo e danno fastidio, costituiscono un problema, e invece per noi, per le nostre, sono persone da aiutare, sono per noi soggetti deboli su cui concentrare l'attenzione, perché insomma le radici cristiane sono queste, quelle che qualcuno vuole tentare di cancellare, e quindi gli amici di Repubblica,
le associazioni gay e tutto questo mondo qui forse dovrebbe riflettere, ma come ripeto, sono incazzati perché è andata alla grande, e ne faremo degli altri, perché sono ancora più incazzati perché Maroni ha detto che non solo farà un forum permanente sulla famiglia, ma addirittura durante Expo farà proprio un grande evento a tutela e a sostegno della famiglia tradizionale e naturale, così come sostenuta dall'ONU, così come sostenuta e protetta dalla nostra Costituzione. Quindi, poi avete sentito tutti a Radio Padania, c'era il collegamento in diretta, chi ha avuto modo di sentire ha visto che si è trattato di un grande convegno e tutte le balle che ci hanno sparato contro non sono tutte storie. Ma io appunto volevo un commento da te, perché diciamo i cretini sono sempre nemici di queste cose, sì, no? La mamma degli stupidi è sempre incinta. No? Si dice così, c'è mica quel testo che dice così. Io so che tu ci devi lasciare fra poco, allora non possiamo neanche aprire i telefoni per... mi piace Renata, ma purtroppo oggi è una giornata lunedì, si passa da riunione a riunione e quindi di conseguenza mi spiace. Comunque avremo sicuramente modo di approfondire ulteriormente il tema. Un salutone a tutti e grazie per l'invito e una buona continuazione di trasmissione. Grazie. Ciao Renata, un saluto a tutti gli Ciao ascoltatori. Massimiliano. Allora, il commento è molto semplice, perché secondo Repubblica doveva essere un convegno omofobo che teorizzava la necessità di curare i gay. Niente di più sbagliato. La migliore smentita è arrivata proprio dai relatori. Nessun riferimento a presunte teorie riparative della omosessualità e nessun tentativo di discriminare le persone gay. Se qualcuno degli ascoltatori vuol fare un commento, chiamate lo 02 6620 3529. Certo, è più facile, diciamo, anche sputare su tutto quello che noi facciamo. Come possiamo dire? Il fatto che Maroni abbia manifestato l'intenzione di organizzare un nuovo forum sulla famiglia durante l'Expo, quindi questo non va bene per l'Arcigay, il PD di Milano e chi più ne ha più ne metta, numerose sigle, l'unica malattia è l'omofobia, i sentinelli di Milano, strana gente. Abbiamo una telefonata, buongiorno. Buongiorno, signora Renata? Buongiorno. Buongiorno. Io l'ho seguito in parte, questo convegno sulla famiglia, l'ho molto apprezzato. Il relatore che c'era prima, quello che ha parlato prima, vorrei dirgli che non solo a Dinolfi della sinistra, ma anche io vengo dalla destra, anche la destra apprezza e ammira la famiglia. Il nostro motto è Dio, patria e famiglia. Quindi la famiglia nel sociale è un microcosmo nel cosmo, perché il sociale parte dalla famiglia. In quanto alle bandiere dei soliti imbecilli pacifisti, questi si dichiarano pacifisti ma vogliono far tacere un convegno che è stato intelligente, se aiutiamo le famiglie con defiscalizzazione, congedi per le madri partorienti, diamo uno stimolo alle nascite, alla crescita, perché la società si forma sulla famiglia. E noi di destra, della destra vera, lasciamo perdere i commenti tra di noi che sono personali, apprezziamo e partiamo dalla famiglia. Buona giornata signora Renata. Grazie, molto gentile. Sentiamo un'altra telefonata. Pronto? Buongiorno. Sì, buongiorno. Io volevo dire, sono un senatore, volevo dire qualcosa su queste questioni in generale che secondo me abbracciano più un discorso generale, perché secondo me è una questione ideologica questa qui, di queste carature sessuali, insomma, c'è persino la zoofilia, per dire, non è che... Cioè, credo che sia più un problema della società attuale, moderna. E poi c'è anche da dire che il carico fiscale che diceva l'ONU sulle famiglie italiane, o cos'era quell'altra associazione, deriva dal fatto, lei basta che guardi su Rai 3 quei film Gomorra lì, no? Ah sì, io l'ho visto. Quelle robe lì che incendiano il calcio, quelli sono dei duri. E quindi
cioè, sono quelli che hanno confermato, cioè che hanno dato verità a una teoria che è falsa, quella di Dühring, socialdemocrata tedesco, che diceva che la politica, la violenza ha il primato nella storia. Invece non è vero, perché è l'economia che ha il primato nella storia. Tanto è vero che guardi il cambiamento che c'è in Cina, i cinesi altro che omosessuali, sono 1,5 miliardi, quindi. Purtroppo. È l'industria quella che decide, però questi parassiti qui ci impediscono questo primato. Certamente la sua osservazione non può che essere condivisa. Allora io la ringrazio, ma appunto Maroni li ha definiti questi pirla, perché quando si punta il dito diciamo sulla famiglia, ma io ho giustamente, ripeto, citato la Costituzione, perché la Costituzione recita all'articolo 29, mi pare, che la famiglia è una società naturale fondata sul matrimonio. Ma allora questi difensori della Costituzione dovrebbero andare a nascondersi. E diciamo, dopo l'intervallo delle 13:30 noi avremo la nostra Silvana Fandella, che si è sempre occupata di volontariato, e parleremo anche del volontariato e della famiglia. Ma adesso ascoltiamo un'altra telefonata. Buongiorno. Buongiorno signora Renata, sono Francesco da Verona. Buongiorno Francesco. A questo convegno di invitare anche gli islamici e che dimostrino a chiare lettere come la intendono loro la famiglia, visto che fra non molto sarà un futuro molto comune qui, come dice un'altra personalità qui italiana, che dimostrino a chiare lettere la poligamia, come trattano gli omosessuali e certi altri lavoretti che fanno alle donne, che lo dicano chiaramente cos'è l'Islam e la famiglia, come le intenda l'Islam. Ma allora non conviene propagandare il fatto, cioè gli omosessuali, i pirla, come li ha definiti, no, non gli omosessuali pirla, intendiamoci, per l'amor del cielo. No, io rispetto tutti, credo che tutti noi rispettiamo il privato, ognuno nel privato può fare quello che vuole, ma quelli che si dichiarano contrari alla discriminazione sugli omosessuali, ma perché non parlano mai diciamo, del fatto che l'omosessualità cioè è una contraddizione, e ci sono alcune leggi che condannano anche persino a morte gli omosessuali. E questo però sono argomenti che dispiacciono a certi nostri diciamo personaggi strani. Allora, dopo l'intervallo, ripeto, ci sarà Silvana Fandella, con cui parleremo di Padania Assistenza, con cui parleremo del volontariato per le famiglie, e sarà molto interessante sentirla, perché il volontariato è un grande aiuto per la nostra gente. Certo, non è molto chic, è molto meglio fare del volontariato chic. Gli ascoltatori sono troppo intelligenti i nostri ascoltatori sono troppo intelligenti per non capire. Allora, Roberto, abbiamo ancora qualche minuto per ascoltare? 2 minuti. Pronto? Buongiorno. Pronto? Buongiorno a lei. Buongiorno a lei, buona trasmissione, un saluto a tutti quelli che ascoltano. Saluti anche Ascolti, signora Renata, abbia pazienza. Sì, volevo dire una cosa, no? Il problema degli omosessuali, personalmente è un problema che riguarda loro. Quindi tutto sommato la loro sessualità se la devono dire. È da non confondere con famiglia, cioè la società. Perfettamente. E poi volevo dare ancora un'ultima cosa, no, questa. Il signore che ha telefonato prima che si diceva di destra, no? Io guardi, metterei prima addirittura Dio, famiglia e poi la patria, perché senza famiglia non c'è nemmeno la patria. La saluto e la ringrazio e buona giornata a tutti. Grazie. Allora Roberto, adesso c'è il break, vero?
Ecco, no, abbiamo ancora un minuto. Allora, ricordo che dopo l'intervallo ci sarà Silvana Fandera con cui parleremo famiglia e volontariato, perché certo, diciamo, è molto meno chic andare ad assistere un nostro anziano, una nostra famiglia, ma vuoi partire per aiutare diciamo gli stranieri è molto più chic. Chi ha orecchie per intendere, intenda. Bene, ci sentiamo dopo il break. La notte di RPL diventa magica. Percorsi nella memoria. Lasciati emozionare. Un mondo di musica per risvegliare le tue emozioni. Davide Volpin ti aspetta il martedì notte dalle 23:30 per viaggiare alla ricerca
Ecco, bentornati in trasmissione. Per chi si fosse messo all'ascolto in questo momento, ricordo che questa trasmissione del lunedì dalle 13 alle 14 è dedicata allo sportello famiglia. Ne parliamo molto spesso con ascoltatori di vario genere che sono interessati a che cosa possono fare per la famiglia. Ma oggi abbiamo, come vi avevo annunciato, il piacere di avere Silvana Fandella di Padana Assistenza, a cui do il buongiorno. Ciao Silvana. Buongiorno, ciao Renata e buongiorno a tutti gli ascoltatori. Allora, Padana Assistenza da anni si occupa di volontariato, non solo perché diciamo la sua preoccupazione è stata famiglia, anziani, bisognosi e chi più ne ha più ne metta. Fandella, non sei molto chic perché oggi è di moda fare il volontariato partendo per l'Africa. Ma chi vuol capire capisca, è molto più chic che pulire, magari aiutare un anziano bisognoso oppure pulire un anziano in un ospedale. Ma vuoi mettere la sciccheria di partire per l'Africa? Beh, basta, chiudo qua il discorso. Allora, dicevo, si è parlato di famiglia nel convegno organizzato al Pirellone, centinaia erano in coda per la famiglia. Allora, non è stato un convegno omofobo, come ha riportato Repubblica, ma assolutamente un convegno dedicato esclusivamente alla famiglia. E anziani, piccoli, risorse, dove sono? Come sta la famiglia oggi? Sentiamo da Silvana Fandella. Oggi la famiglia è in grave difficoltà. Diciamo che la famiglia italiana non solo è in difficoltà economica, ma anche in difficoltà di valori, in difficoltà psicologica. Noi con la nostra associazione di volontariato aiutiamo parecchie famiglie dando loro gli alimenti, e devo dire che vengono sempre dopo alla sera, quando non vengono visti, non vengono riconosciuti perché hanno molta dignità e si vergognano a rivolgersi ai comuni, eccetera. E quindi ne abbiamo, e sono sempre in aumento. Famiglie hanno perso il lavoro o si sono separati, con bambini che hanno difficoltà di apprendimento, di comportamento, con diverse difficoltà anche psicologiche. Abbiamo ragazzi che si sono chiusi in casa perché non trovando lavoro, magari anche difficoltà psicologiche che non riescono a superare, perché oggi la famiglia è anche molto debole, quindi anche il ragazzo, il figlio ne risente. Comunque queste difficoltà economiche naturalmente si ripercuotono su tutti. Ecco, e questo proprio chiederti questo. Allora ricordiamo il nostro numero per chi volesse chiamarci, 0266203529. Allora, la famiglia oggi va aiutata, perché non solo economicamente, ma pur tuttavia dobbiamo ammettere che i problemi economici a volte, purtroppo, non a volte, quasi sempre, si ripercuotono sulla, diciamo, armonia familiare. Quando non si può più, allora disabili, problemi psicologici, problemi di ogni genere cadono sulla famiglia. Allora, che cosa si può fare? Perché oggi sembra che l'attenzione sia rivolta solo a chi viene salvato in mare, dimenticando, appunto, io accuso, mi prendo la responsabilità di accusare chi pensa più a questa gente che alla nostra. I nostri sono completamente trascurati. Cosa si deve fare? Guarda, cosa si deve fare è una parola grossa. Io ti dico solo che, ad esempio, quando c'è la fortuna, perché c'è da dire anche questo, che una famiglia ha presso di sé un anziano che ha la pensione, è già una risorsa.
Oggi abbiamo famiglie che pesano sulle pensioni degli anziani perché non hanno altre risorse, non riescono a pagare gli affitti, non riescono a pagare i mutui. Io l'unica proposta che faccio, che mi sento di fare in questo momento, è di prima di tutto venire a conoscenza di queste famiglie, perché spesso i comuni, gli assistenti sociali non hanno assolutamente idea di cosa ci sia sul territorio, men che meno i politici. Quindi capire quali sono le associazioni che possono dar loro questo tipo di informazioni che naturalmente le famiglie devono dare il loro consenso, perché chiaramente ci sono famiglie che si vergognano talmente tanto che preferiscono chiudersi in se stessi e veramente poi degenerano i problemi, perché degenera la salute psichica, eccetera. Ci sono famiglie che hanno dei disabili gravi che non riescono più a sostenere questa situazione, oppure figli che sono psicologicamente labili, o il contrario, abbiamo dei genitori psicologicamente labili i cui figli non riescono a sostenerli. E quindi è tutta una serie di problematiche che prima di tutto ci deve essere la conoscenza da parte della società. Brava. Tu mi dicevi che spesso i comuni, gli assistenti sociali non conoscono la realtà, cioè la vera realtà. Solo una realtà parziale di persone che magari da 30 anni chiedono assistenza. E l'80 al 90% sono tutti stranieri, perché hanno magari l'ISEE a zero, poi magari scopri che hanno dei lavori in nero. Però questo è un lavoro che deve fare l'assistente sociale. Purtroppo gli assistenti sociali oggi, primo, il 90% lo fa per lo stipendio, sono delle buone segretarie, quindi stanno caldamente in ufficio dietro una scrivania e non escono sul territorio. Secondariamente, quelle poche assistenti sociali che ho conosciuto valide, che lo fanno veramente per passione, quindi escono sul territorio, vanno eccetera, non hanno gli strumenti a volte per farlo e non hanno le risorse economiche, quindi si ritrovano a essere tagliati fuori da quello che potrebbe essere la loro azione proprio in funzione di queste gravi difficoltà. Ma diciamo che le risorse economiche sono diminuite, va bene, ma allora se io ho 100, devo decidere a chi dare questo 100, perché non privilegio prima i disabili, le famiglie? Perché ci sono delle leggi che ti impongono di dare a chi ha l'ISEE a zero, e quindi ci sono delle famiglie che hanno queste ISEE a zero e poi hanno una miriade di bambini. Allora quando ci sono dei minori piccoli capisci che la priorità è loro. Quando ci sono dei figli già adulti oppure in età diciamo più grandi, non hanno gli stessi diritti che hanno queste famiglie, e loro comunque continuano ad avere bambini a iosa, per cui non arriveremo mai ad avere quello che hanno loro, a meno che si faccia veramente una verifica, si vada nelle case di queste persone, si controllino, si vedano se veramente non lavorano né in nero né in rosso né in giallo, cosa spendono, cosa hanno in casa, cioè si fa un'indagine più accurata e approfondita. Allora si potrà capire bene la situazione familiare, solo che né hanno il tempo, né hanno gli strumenti, né ai politici fa comodo avere questa tipologia di riscontro, e quindi tutto tace, e intanto la famiglia italiana soccombe. Ma è una cosa che fa venire i brividi, veramente. Ma allora scusa, tu dici ogni comune, piccolo, anche grande, o piccolo o grande, deve conoscere la realtà, ma se non la conoscono, come fanno poi
per le scelte, dove indirizzare le poche o tante risorse. A chi va in ufficio a piangere, chi grida di più. Ecco, allora molto spesso loro avvalgono delle persone che vanno lì a piangere e non perché cioè c'è un proverbio che dice chi usa di più la vacca le sola, no? È Ecco. proprio così. Allora abbiamo una telefonata. Pronto? Buongiorno. Sì, buongiorno, buona Padania. Buona Padania. Allora, sono Arturo da Padova. Voglio fare questa riflessione, che come ha detto lei, che queste famiglie, questi italiani che sono in sofferenza, non solo avrebbero il diritto più degli immigrati per tutta una serie di motivi, ma teniamo presente che queste, oltre ad aver concorso al reddito e quant'altro, tutte quelle cose che sappiamo, va bene, si vedono scavalcate anche di fronte a quello che è il sociale intrinseco dell'Italia, e non solo ancora questo. Adesso non so se avete sentito per televisione, il telegiornale ha parlato di creare un nuovo, non so, corpo, diciamo, contro praticamente questo terrorismo musulmano, ma chi l'ha portato qua? Chi ha voluto, diciamo, questa realtà? Altri soldi che se ne vanno dalle nostre tasche. Certo. Quindi non solo ci costano come immigrati, ma costano doppiamente, per non dire ancora di più, per il fatto che adesso dobbiamo allarmarci per difendere la nostra gente sul territorio, ma ci rendiamo conto dove viviamo? Siamo pazzi, è una pazzia pura, non c'è altro da dire. Grazie della telefonata, ne abbiamo un'altra. Buongiorno. Buongiorno, grazie. Mi chiamo To, telefono da provincia di Trento. Ah, buongiorno. Buongiorno, se mi è consentito volevo pronunciare un messaggio risolutore. Un breve messaggio, posso? Certo, Radio Padania non ha filtri, chiunque può dire naturalmente non deve, diciamo, andare contro la legge, ma però ognuno può esprimere la propria opinione. Sarò breve. Tutto nella tua vita è l'estensione, la causa-effetto della tua persona e della tua mente. Ogni cosa, tutto nella tua vita, sei tu. Ogni cosa sei tu. Con tale illuminante conoscenza ci si riconosce nell'altrui. Ecco finalmente la suprema meraviglia. Grazie. Diciamo è sicuramente una telefonata da meditare. Bene, ascoltiamo la prossima. Buongiorno. Pronto? Buongiorno. Sono Antonella, buongiorno. Volevo dire a proposito di questi argomenti, ma è ovvio che veramente è un'ingiustizia, perché è come dire che noi siamo in coda da prima. È come se uno va in un ufficio, si mette in coda e arriva quello e lo scavalca. Cioè, questi qui fanno tanti figli, ma porca miseria, ma se li cucchino loro, a un certo punto non è giusto che noi dobbiamo sobbarcarci tutto il mondo che così, come le due cretine che sono andate giù, fanno i superficiali, fanno giù i figli come i maiali, come i conigli, e poi noi li dobbiamo mantenere perché hanno i bambini, ma noi abbiamo i nostri problemi. E poi tra l'altro è un modo occidentale molto ipocrita di fare un genocidio, perché in certi paesi il genocidio lo fanno fisicamente. Per esempio, io per anni ho frequentato il nord dell'India dove c'erano i profughi tibetani e dicevano che le donne tibetane quando andavano a farsi operare di qualcosa ne uscivano sterilizzate. Perciò ci sono paesi che usano certi sistemi, altri magari li ammazzano. A noi non possono farlo perché siamo in un ambiente, diciamo tra virgolette, democratico, però ci mettono in condizione di non fare più figli. È un genocidio verso il popolo italiano, se la gente ancora non l'ha capito. Perciò qui è ora di cambiare le leggi e di dare la precedenza a noi. Bravissima, bravissimo. Io spero che la gente dia il voto a un movimento, a un partito come la Lega che porta avanti questi principi da molto tempo. Roberto, ne abbiamo un'altra. Pronto? Buongiorno. Pronto? Buongiorno. Sì, buongiorno Renata. Questa mattina sono stata all'Ottagono, dunque maternità di ginecologia, maternità di Varese. Erano tutti extracomunitari. Una ero io e un'altra signorina. Ecco. Il locale era
strapieno esclusivamente di loro. Questo per dire, per presentare la realtà. Una seconda cosa però, devo parlare anche con la Silvana Fandella. Ascolta, ma voglio dire, l'ANCI, l'associazione degli sindaci, cosa ha fatto per trattenere nelle proprie casse i fondi che realmente ha diritto di avere? Mi sai dire? Perché qui i sindaci non possono più fare niente, non possono aiutare le persone, non possono asfaltare le strade, riparare i marciapiedi dove ci camminano gli anziani e le carrozzine. Non possono fare niente perché non hanno i soldi, non possono usare i soldi che hanno. Allora, quest'ANCI è uno scherzo o è vera? Bella osservazione. Ci sono delle istituzioni che Silvana, dovrebbero fare e invece purtroppo delegano oppure fanno battaglie che non sono reali, perché alla fine nel concreto non riescono a portare avanti nulla che può servire per la famiglia. Oggi è porta più voti fare le strade, fare il marciapiedi, anche se magari anche quello si fa fatica a farlo perché ci sono questi soldi fermi per la fatica di studio digitali che hanno i comuni, e quindi i soldi per le famiglie sono gli ultimi, sono quelli in coda, come siamo in coda noi italiani. Un'altra cosa volevo dire, noi come associazione distribuiamo gli alimenti e molti degli alimenti ci vengono dati dal banco alimentare. Ultimamente mi è stato chiesto dal banco alimentare, che assolutamente devo sempre ringraziare perché ci dà questa opportunità. Non è sufficiente per le persone che abbiamo, però poi ho per fortuna un giro di famiglie, di persone che ci aiutano quando è possibile, compriamo noi. Però devo dire che questo banco alimentare, una certa fornitura grossa che ci veniva data, ci è stata bloccata perché volevano i nomi e cognomi delle famiglie. Allora noi sappiamo benissimo c'è la privacy eccetera eccetera, però niente, loro volevano i nomi e cognomi. Tutte le associazioni probabilmente li hanno dati, io non li ho voluti dare perché siccome ci tengo alla privacy delle famiglie italiane e se loro si affidano a noi perché hanno fiducia nella nostra comunque diciamo non pubblicità del loro nome, sulla vostra discrezione, non mi veniva la parola, giusto? Certo. La discrezione, sulla nostra discrezione, quindi ci tengo a non dare il loro nominativo. Fai bene, anche perché insomma non vuoi avere, diciamo, sulla coscienza per dire il signor Brambilla Giovanni è nell'elenco, magari il signor Brambilla Giovanni si incavola. Allora Silvana, purtroppo Roberto mi sta facendo i segnacci soliti, che vuol dire chiudere. Allora chiudiamo dando il numero di Padana Assistenza e lo dai tu se volessero poi contattarti dopo la trasmissione. Certo, va bene, 339 8105 527, ripeto 339 8105 527. Bene, grazie Silvana, grazie agli ascoltatori, siamo lieti di avere sentito Massimiliano Romeo che ci ha confermato che Maroni intende portare avanti questo tema di aiuto alla famiglia. Abbiamo sentito Silvana Fandella che ci ha descritto la vera realtà che non conoscono molto spesso i comuni e gli assistenti sociali non conoscono. E alla prossima, perché noi la famiglia noi la consideriamo secondo la Costituzione. La famiglia è una società naturale fondata sul matrimonio. Chiudo così, grazie agli ascoltatori, grazie a tutti, ci sentiamo mercoledì prossimo. Avete ascoltato Sportello Famiglia. Amorindo la mena che sta strada, la brilla sulla luce di lampione, e il piove sulle nostre canzoni da troppo tempo ormai.
ma ti sa t'asperava de truar tra le ombre e i silenzi de chi mur amo tu stes biancar arentati un cœur puntual punta da foc a letto palmal aria ai to pneumatic Marianca ai qualto tergi cristal e che ritorni del suo viaggio il suo sorriso ti regala ogni venerdì.